petrolio resta nella Repubblica in Sicilia. E noi abbiamo grande la coscienza dell'unità nazionale, abbiamo la coscienza dell'unità nazionale e l'orgoglio di essere italiani. Abbiamo anche forte la nostra identità siciliana e non possiamo dimenticare che la Sicilia è sempre stata considerata negli ultimi anni come una regione da abbandonare, una regione da chiudere, una regione a perdere. Possiamo fare qualsiasi cosa. Abbiamo fatto tagli contro gli sprechi, abbiamo cominciato a fare le denunce contro la mafia, abbiamo cacciato insieme i lavoratori di Gela, la mafia dello stabilimento Peterfini, e lavorava bene lei con la mafia. Adesso che abbiamo ripulito non se ne parla più. Abbiamo posto le politiche insieme ai sindacati, insieme a tutti i lavoratori. Io vi ricordo drammaticamente, insieme a voi, a volte quando incontro i figli degli ex compagni morti, e sono momenti duri. Io non potrò mai dimenticare che in quel piano che ho lavorato è stato il cloro soda a Gela, e metà di quei miei compagni di lavoro non ci sono più. Oggi Leni non può giocare con questa città, in una città che ha dato molto a lei, in una città che ha le più grandi professionalità del sud in termini di lavoro. Lei non può scherzare con la Sicilia. No, si è creata in questa città una realtà industriale forte, come si è creata a Priolo, come si è creata a Milano. E noi non pensiamo che laddove tu hai vocato un territorio per lo sviluppo industriale, di domani mattina dice: scusate, abbiamo sbagliato tutti, ce ne andiamo. Questi siti che si vorrebbe abbandonare saranno inutilizzabili per centinaia di anni per altri scopi. Pensate agli inquinamenti del sottosuolo. Noi chiediamo a lei di bonificare il sottosuolo in Gela ripulendolo, pieno di arsenici, pieno di veleni, e abbiamo cominciato questa battaglia insieme. Abbiamo iniziato insieme la questione morale e la questione insieme delle un migliore ambiente. Oggi noi vogliamo un'industria compatibile con il territorio, ma questo si può fare. Noi non riusciamo a capire perché di fronte al piano, l'altro giorno quando abbiamo incontrato Leni col governo, mi è stato detto: noi dobbiamo chiudere le raffinerie italiane. E io ho detto: le chiudete tutte? No. E cosa chiudete? E chiudono tutte quelle del sud. Quante perdite c'è Gela? 150 milioni di perdite, non ha lavorato, quindi è chiaro che è tutto perdita. Quante ne ha Sannazzaro? 250 milioni di perdite. E allora perché, se voi volete ridurre i costi in un gioco paradossale, non chiudete laddove si perde di meno e lasciate in piedi dove si perde di più? È inaccettabile! Noi non vogliamo la lotta dei lavoratori del sud contro il nord, noi non vogliamo la lotta del sud contro il nord, ma non vogliamo essere più gli strumenti serbi, i serbi sciocchi di una politica che fa decidere ai padroni quello che vogliono. Noi vogliamo rispetto. Non si può chiudere una fabbrica senza aver parlato con i sindacati, senza aver presentato un piano industriale, senza aver illustrato al governo regionale i propri piani e senza averli illustrati al governo nazionale. Noi questo lo riteniamo un attentato alla democrazia del nostro paese, e difendere il lavoro a Gela, difendere il lavoro in Sicilia significa difendere la democrazia, la partecipazione sindacale e la partecipazione degli enti locali e delle istituzioni pubbliche alla scelta delle industrie private. Difendiamo il diritto al lavoro, difendiamo il diritto all'occupazione, il diritto alla crescita diversa della Sicilia, ma difendiamo soprattutto la
la nostra dignità, orgogliosi di essere siciliani, orgogliosi di essere geresi. Nessuno pensi che questa sarà una lotta breve. Guardate lavoratori, nessuno pensi che sarà una lotta breve. Facciamolo in modo intelligente, più che di guerra si tratta di guerriglia qua, va fatta bene senza sfiancarsi. Però guardate, a Gerasi c'è un proverbio che dice: un ceppè più tinto do buono che se ne sorbe. Non c'è nulla diventa più cattivo del buono che viene stilato, che viene offeso, e guai alla rabbia dei giusti. E quindi sì, un appello a Levi perché mi vede il proprio piano, al governo perché sia più incisivo, a tutti noi per una grande mobilitazione, perché non stiamo difendendo i nostri interessi privati, stiamo difendendo la prospettiva della Sicilia, di una città, del futuro delle nuove generazioni. Avanti, al lavoro e alla lotta, compagni, come sempre. Allora io sto facendo un attimo l'affinazione 4 posti di lavoro si dà, dopodiché si dicono questi soldi che sono stati promessi, questi 700 milioni, verranno investiti nella politica, che prenderanno i soldi non di comunità. Quindi mentre la Exxon prende 1 miliardo e 300 milioni di investimenti pochi, esattamente come quella volta, alla messa, qua si chiude un impianto il stesso miliardo e 300 e quello contemporaneamente si pigliano 700 milioni di bonifica, che accanto a 700 milioni significa che un poco passare la bicicletta, perché capo fa la bonifica ci vuole 10-12 miliardi di euro. Quindi i soliti nomi di come tu stai facendo questo, ora dentro saranno le palle di venire a presso, perché io questo lo dirò, dopodiché tu dici Alfano, scusami, anche va, arriva a Renzi Cadici, quello che ti ha appena detto, gli procuratori che ovviamente non ha la stessa cosa, così, quindi che facciamo vedere che la sponda, vediamo qual è che cazzo vuole fare. Se li sa che poi è una vita che io faccio, ma è giusto, chi sa tutto, aspettare vai fatto, cosa hai fatto e poi si viene a mettere. Allora io qua sono pronto a fare tutta un'operazione in questo momento, ma qua non faccio niente, capisco, il signor Renzi è a questo progetto. Se si deve fare se anche lui si è venduto a questo perché la Guidi sta facendo questo, quello che io sto dicendo.